Conosco il macellaio, pensa che sia artista, scultore, violinista, costruisce strumenti, robe che ma è un genio quello, robe che mamma mia. Si vede bene. Se vede Orlando Trio il banco delle macellerie non te che vedi a Simercani. Servo il migliore, là ci va per le fasce, là c'è sia il manico, il riccio, tutto. Si può fare anche la cordiera di accio, ma meglio è la dura però questo. Sì, un altro ma dolce, più dolce forse, meno forte degli altri. Questa qua è l'ucidatura preparata già, invece questa fa alla mano, questa è con le lacche, questa qua è del tipo vecchio, questa qua invece. Sono qua qui stasera, salve Tino. Questo l'ho inventato sia per fare basso come la chitarra, si possono dire, come la chitarra seduti e come questo l'ho dedicato a questa piazza. Adesso dentro trovate scritto il Ponte Papadopoli, vedete? È stato fatto nel 2014, fino a 2 anni. Si può suonare in questo modo, in sostanza come basso. Dentro il puntone, anche fare il contrabbasso in piedi, anche in piedi, però va amplificato perché la cassa è sempre un problema, non dà amplificazione, dà poca amplificazione alla cassa. Invece questo lo tondo? No. Allora facciamo. Pensare che vendeva Bresio fino al macellaio, ma lei è un genio. C'era dei signori qua che dicevano roba. Ma quello è un mostro di ingegno. Sì. Scultore. E costruisce violini, costruisce ma roba incredibile. Sa suonare poi anche tra l'altro. Non è da poco. Fare una bella ripresa. Sì. Beh. Ehi. È bene il primo piano da televisione quel ragazzo là, Chiudo.